Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e bentornati nello studio di TV7 Match. Allora, l'accordo è stato fatto, Ermanno. Donald Trump e Ursula von der Leyen al campo di golf in Scozia hanno raggiunto un accordo, o perlomeno sembra che abbiano raggiunto un accordo, che non ci sono ancora i dettagli precisi, però sta di fatto insomma che Ursula von der Leyen è stata molto soddisfatta ed è tornata a casa con questi dazi al 15%, insomma, ecco. Quindi un accordo che forse diciamo non accontenta tutti, anzi sono state molte le critiche e credo appunto che su questo sia utile ragionare per cercare di capire anche quali potranno essere le ripercussioni e quello che ci rimbalzerà, tra virgolette, addosso nei nostri settori produttivi. Certo, perché l'America non esporta nulla, quindi non ne frega dei dazi, e noi invece esportiamo in America perché gli americani producono poco, diciamo a livello di produzione civile, e di conseguenza noi saremo quelli, diciamo, maggiormente Italia, Europa, ma anche la Cina e l'India, eccetera, e quindi saranno i maggiori assoggettati. Il problema del dazio però viene sempre inteso come una punizione per l'importatore, in realtà è anche una punizione per l'americano, perché l'americano pagherà molto di più. Quel 15% di dazio nel prezzo finale in America sarà moltiplicato per 5, perché sul 15% naturalmente perché normalmente dopo l'importazione ci sono almeno 5 passaggi e questi 5 passaggi naturalmente uno ci vuole guadagnare, e l'utile naturalmente dell'importatore e poi dei passaggi successivi è dal 30 al 40% minimo in America. Di conseguenza i dazi aumenteranno e saranno non in proporzione al 15% come si pensa, ma saranno molto di più, quindi le merci saranno ancora più care per gli americani, e questo solo per invogliare sostanzialmente i produttori esteri ad andare a produrre in America per evitare il dazio. E perché? Perché l'America è in crisi e ha bisogno di denaro. In questo senso, soprattutto parliamo del Veneto. Il Veneto viene colpito in particolare nell'agricoltura e nell'industria. Noi abbiamo un'agricoltura che è fiorente, che ha un'esportazione molto elevata, ma anche un'industria eccellente, e in questo senso saremo sacrificati. Il Veneto è una delle regioni che esporta maggiormente, quindi sarà colpito maggiormente rispetto agli altri. Abbiamo avuto già una punizione precedente con la perdita del mercato russo, certo, con le sanzioni russe, e di conseguenza il Veneto era un grande esportatore in Russia. Allora, che cosa sta facendo la nostra politica e cosa abbiamo bisogno di fare? Perché chiaramente la richiesta deve venire dal basso, quindi dalle persone che gestiscono le aziende, che gestiscono la produzione e che hanno bisogno di essere rappresentate. E la von der Leyen credo che non sia la nostra rappresentante più eccellente. Con noi abbiamo 4 ospiti che ci spiegheranno nei vari settori qual è l'aspetto negativo e positivo. Certo, vi presento gli ospiti che abbiamo con noi, che ci aiuteranno un po' a capire qual è la situazione e di che cosa ci sarà bisogno nel Veneto nell'immediato futuro. Ve li presento, sono i rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori. Saluto in studio Carlo Salvana. Buonasera Salvana, grazie di essere qui con noi. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Ecco, Carlo Salvana è presidente della Coldiretti del Veneto. Ringrazio e saluto Renzo Cavestro. Buonasera Cavestro. Buonasera. Grazie anche a lei per essere con noi, direttore di Confagricoltura Veneto, e al suo fianco abbiamo Gianmichele Passarini. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Gianmichele Passarini è presidente della CIA del Veneto, la Confederazione Italiana Agricoltori, e saluto e ringrazio per essere tornato nei nostri studi Franco Pasqualetti. Buonasera Pasqualetti. Buonasera. Grazie per essere qua con noi, vicepresidente di Confapi Padova. Quindi abbiamo rappresentanti
rappresentanti del mondo del settore primario, quindi dell'agricoltura, ma anche dell'impresa, e insieme a voi cercheremo un po' di ragionare su quello che sarà, Ermanno, una trattativa e delle risposte che comunque non sono ancora chiare. Cioè c'è questa volontà da parte di Trump di aumentare i dazi un po' per tutti, di recuperare, diciamo, denaro per gli Stati Uniti, oltre a rendere gli Stati Uniti più appetibili agli investimenti. È solo uno degli aspetti. Che cosa esporta la Germania in America? Che cosa esportiamo noi? Quali sono i prodotti più colpiti in proporzione rispetto a domanda e offerta? Cioè, è una cosa estremamente complessa, quindi fare un forfait per ogni nazione o per ogni regione su quello che sarà il danno o il vantaggio, naturalmente. Quello che di sicuro è vantaggioso per la Germania è il riarmo. E naturalmente in questo senso hanno già fatto accordi con l'America, non solo, ma la Merkel, la von der Leyen non ha soltanto accettato il 15%, ha accettato che ci vendano il prezzo del petrolio a 7 volte rispetto a quello russo e ha accettato che noi compriamo armi per 700 miliardi dagli Stati Uniti in 3 anni. Questo è il problema, quindi non è soltanto un mancato rientro di denaro, ma anche un notevole esborso di denaro. Allora lascerei il primo commento a Carlo Salvan. Sì, ci troviamo in una situazione che riteniamo sicuramente preoccupante per il nostro settore produttivo e per i nostri agricoltori e che bisogna anche contestualizzare a mio parere, perché già da diverse settimane ormai siamo bombardati di fatto da queste minacce di dazi che da oggi in pratica entrano in qualche modo in vigore, ma ripetiamo come da tempo a questa parte che non possiamo combattere queste minacce se non in maniera comunitaria e unitaria. L'Unione Europea è un importantissimo mercato, è il più grande del mondo e probabilmente anche il più ricco, anche più degli Stati Uniti, quindi ha un punto di partenza che deve utilizzare e che forse oggi non riesce ancora a spingere, a valorizzare al meglio. Ma cosa vuol dire per noi però? Che non possiamo permetterci di perdere o quantomeno di sacrificare un mercato come quello americano, che per noi è il primo mercato di esportazione dopo di quello intracomunitario, quindi è il principale cliente che abbiamo dopo tutto il mercato comune europeo, e parlo proprio di agroalimentare, perché si parla di circa 8 miliardi di euro di esportazioni verso il paese americano. Solo per il nostro Veneto le esportazioni del settore vitivinicolo si aggirano attorno ai 600 milioni di euro, quindi possiamo capire quali siano anche le conseguenze e le ricadute dirette su un settore così importante per la nostra regione e a cascata anche per gli altri, come ad esempio il lattiero caseario. L'esigenza di un accordo c'era, dobbiamo capire bene però anche quali saranno i dettagli di questo accordo e soprattutto la famosa lista dei cosiddetti prodotti a dazi zero, per poter capire quali saranno poi le ricadute per i nostri produttori, gli esportatori eccetera all'interno degli Stati Uniti. Grazie. Quindi c'è un insieme di dettagli che dobbiamo mettere tutti insieme in questi giorni. Renzo Calvestro, a lei. Sì, è un accordo politico, speravamo Ma ci rappresenta l'Italia questo accordo? Come siamo rappresentati? Rappresenta chi ci rappresenta in Unione Europea. Speravamo naturalmente in una aliquota flat, diciamo, più bassa, si era parlato del 10%, aspiravamo di arrivare lì, invece l'Unione Europea con la sua capacità, diciamo, di trattativa è riuscita ad attestarsi sul 15%. Naturalmente per scongiurare quel 30% minacciato da Trump, che precedentemente era un 50%, che ancora all'inizio era un 200%, quindi il timore, diciamo, di trovarci di fronte di fatto ad un embargo nelle esportazioni verso gli Stati Uniti ha fatto sì che nella sua debolezza l'Unione Europea sia arrivata ad accettare, diciamo, supinamente questo accordo, su cui si può discutere tanto dal punto di vista delle relazioni politiche.
Adesso però ci manca un po' la sostanza, i dettagli ancora, diciamo così, non li conosciamo. Sicuramente per le produzioni agricole ci sarà un incremento, aumenteranno i dazi per tutti, e quindi questo rappresenta per le aziende agricole, per le aziende poi della filiera agroindustriale, perché poi naturalmente la maggior parte delle esportazioni sono esportazioni di carattere agroalimentari, quindi in cui anche l'industria alimentare fa una parte importantissima. Per queste avremo in tutti i prodotti un incremento. Ci sembra di capire comunque che il 15% è una percentuale flat, quindi va ad assorbire, diciamo, gli incrementi che c'erano stati, e questo, diciamo così, è positivo, se è così, perché non è ancora stato, diciamo, scritto in modo chiaro, però sembra che sarà così. Facciamo l'esempio nel caso di un parmigiano reggiano o di un grana padano che erano in un 15% di dazio storico, dovremo attestarsi sul 15%, poi era andato al 25% dal 1° di aprile, adesso dovremo tornare al 15%, quindi diciamo non dovrebbero esserci, però poi un pecorino romano era allo 0 e quindi subisce un incremento al 15%, e nel vino, come diceva il presidente da Coldiretti, siamo in attesa di sapere cosa succederà, e naturalmente per il Veneto il vino rappresenta un prodotto molto importante, perché rappresenta la maggiore quantità ed entità economica di esportazione negli Stati Uniti. Siamo i più grandi produttori d'Italia. Gian Michele Passarini, ma c'è anche una diversità, per esempio in Inghilterra hanno messo il 10%, noi il 15%. Cos'è l'effetto? Io vorrei essere un po' una voce fuori dal coro. Io credo che noi abbiamo condotto una non trattativa e abbiamo siglato, uso le parole del mio Presidente nazionale, una resa condizionata, perché una trattativa sarebbe stata ragionare su un dazio zero e arrivare ad atterrare poi su una via di mezzo tra il 0 e il 15. Ci hanno minacciato il 25, avevamo detto che il 10 andava bene, l'hanno incassato e l'hanno rilanciato. Credo che il peggiore dei piazzisti di auto di questo nostro Veneto forse avrebbe fatto meglio. Però il dato di fatto è questo. Trump utilizza una politica muscolare, lo ha detto, lo ha dimostrato, ha fatto i vari rimbalzi, andata e ritorno. Ovviamente la Cina, che ha struttura e corporatura più grossa, l'ha un pochino seduto al tavolo della trattativa e l'ha un po' calmato. Noi probabilmente abbiamo fatto delle scelte diverse. Non sto qui a giudicare, perché sennò diventerebbe facile sparare sulla von der Leyen, ma ricordo che noi abbiamo un vicepresidente della commissione che si chiama Fitto, quindi non lo so se poi Fitto l'hanno mandato a comprare le sigarette nel momento in cui dicevano le cose. Il dato di fatto invece è che oggi noi abbiamo un sistema agroalimentare che viene messo ovviamente al palo. Lo dicevano prima i miei colleghi, è un mercato che non ci potevamo permettere di rinunciare, perché è un mercato performante, cioè la redditività che dà quel mercato lì è molto più alta rispetto agli altri mercati. I due mercati di riferimento del sistema italiano agroalimentare è la Germania prima e gli Stati Uniti seconda, poi arriva la Francia e la Spagna. E allora qual è l'analisi che va fatta? L'analisi che va fatta è che noi purtroppo ci affrontiamo questa sfida ad handicap. Cioè nella staffetta noi partiamo 50 metri più indietro. Perché? Perché noi siamo gravati da tutta una serie di costi di produzione, di impatti energetici, di burocrazia europea che ci disallinea rispetto ad una concorrenza interna sleale. Le regole, ad esempio, produttive che valgono per l'Italia su certi aspetti, penso all'ortofrutta, non valgono per la Spagna. E abbiamo un sistema finanziario che ci mette in difficoltà, i tassi di interesse sono alti, la svalutazione è alta, e quindi sommata poi quello che diceva lei ai 5 passaggi più il cambio euro-dollaro rischia di generare sicuramente un'esplosione, una bomba economica. Il mercato probabilmente si autoregolerà come sempre. Qual è il rischio che temiamo? Temiamo ad esempio nella capacità di sostituzione del prodotto che può avere il cliente americano, cioè il cliente americano, quello più di ceto medio-alto, probabilmente la bottiglia di Prosecco da $11 a $15 probabilmente non gli cambierà nulla. Probabilmente non gli cambierà nulla neanche comprare il parmigiano reggiano da 40 a 47 o il grana padano.
Il tema è che noi poi dobbiamo far fronte che lavoriamo su un percorso anche di ceto medio-basso che non gode di buona salute negli Stati Uniti. E quindi qual è il rischio che temiamo? È quello che poi, che già succede dell'Italian Sounding, cioè di avere prodotti affiancati a quelli che sono i nostri made in Italy, le nostre Prada da spiaggia, voglio dire, affiancate su quelli che sono poi i prodotti di Italian Sounding che rischiano di sostituirli. Allora, tutto questo lo vedremo infatti quale sarà la lista delle tariffe doganali, perché ovviamente in base a quella, certo è che per il Veneto è un bel salasso, perché ricordo, noi non abbiamo solo il vitivinicolo, abbiamo anche tutti i prodotti da forno, gli sfarinati, tutti i prodotti per quanto riguarda le confetture, i condimenti, vale 70 milioni di euro, quindi non è solo una questione che riguarda ovviamente il vitivinicolo, che è la questione principe, i 600 milioni che diceva il Presidente Savà, ci sono tutti, ma è proprio un sistema agroalimentare complesso che rischia poi di avere cosa? Rischia di avere una ripercussione sul mercato interno, cioè l'invenduto rientra dentro e quindi già in una difficoltà di redditività attuale rischiamo poi di avere anche un'inflazione a ribasso rispetto alla merce che ci Ma non solo, ma la concorrenza se ne avvantaggia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Franco Pasqualetti, un commento a questo, l'abbiamo già parlato la trasmissione scorsa, ma adesso torniamo su dati di fatto. Vede professore, quello che abbiamo parlato la scorsa settimana non vale niente. Non vale niente perché? Perché bisogna iniziare a concepire che il modo di comunicare è cambiato e cambia anche nell'economia. Cioè, una volta, succede anche adesso, comunque si dà una stretta di mano, quella è la parola e quello è l'affare. Adesso, partendo dal mondo politico al mondo economico, ciò che si dice oggi domani non vale più. Questo è quello che sta succedendo. Quando è stato annunciato l'accordo dei dazi al 15%, le borse non hanno fatto una piega, perché non è stato deciso niente ancora. Avete visto i due trattati, quello di Trump, l'accordo di Trump, quello della von der Leyen, no? Se li mettevi vicino erano due cose diverse, perché ciò che si dice oggi non vale domani. Quindi anche su tutto quello che sono le tariffe dei dazi, nessuno ha certezza o chiarezza di cosa succede, perché non conta più niente la parola di oggi. E l'economia si sta adeguando a quel linguaggio politico delle campagne elettorali. Se voi andate a vedere le campagne elettorali, le ultime di qualsiasi entità, fra ciò che dicono e ciò che fanno è l'opposto, e questo sta succedendo anche nell'economia e bisogna prenderne atto, e i mercati cominciano a prenderne atto che gli annunci sono giornalieri rispetto a quello che poi succederà. Certo. Bene, allora partiamo col primo contributo. Dazi. Prima sono stati i tagli dell'Europa, poi i dazi di Trump. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Europa sui dazi non piace e per l'agricoltura veneta si mette a rischio il miliardo di euro di export del Veneto verso gli Stati Uniti. Le 60.000 imprese che danno lavoro a circa 65.000 persone in Veneto guardano con preoccupazione oltreoceano. Il comparto vede il suo futuro a rischio. L'accordo sui dazi al 15% sulle merci importate negli Stati Uniti rappresentano un duro colpo per il settore. Nel 2024 l'export agroalimentare veneto ha toccato i 10 miliardi di euro. Gli Stati Uniti valgono da soli 1 miliardo, rappresentando il primo mercato extraeuropeo. Gli americani dal Veneto comprano soprattutto vino, prodotti da forno, prodotti lattiero-caseari. Il rischio ora è che le aziende americane non accettino di pagare la merce il 15% in più. I produttori si troveranno davanti a un bivio: perdere il cliente oppure accettare
accettare di assorbire il dazio incassando meno. Un ulteriore problema che si trovano a fronteggiare i produttori veneti sono i cambiamenti climatici che alternano periodi di siccità a improvvise bombe d'acqua che distruggono i raccolti, i margini di guadagno sempre più risicati a causa dei prezzi imposti dalla rete della grande distribuzione e poi i sostegni che arrivano dall'Europa con il contagocce, tagli dovuti agli investimenti in nuovi armamenti come richiesto sempre dagli Stati Uniti. Se sarà confermato il taglio del 30% dei fondi erogati con la politica agricola comune per gli anni 2028-2034, molte aziende saranno costrette a chiudere o a cedere alle offerte della mafia agricola. Si prospetta un taglio superiore agli 80 miliardi sui 386 che vengono messi a disposizione, una situazione che fa gioco alla Presidente von der Leyen, visto che le auto tedesche si venderanno anche con un dazio del 15% perché fatte in Cina. È l'ennesimo grido di allarme che arriva dal comparto agricolo. La palla torna a Bruxelles, che dovrà trovare il modo di sostenere un settore cruciale per il Veneto, ma anche per l'intero paese. L'agricoltura di eccellenza, oltre ai dazi, ha anche concorrenti importanti, dalla produzione spagnola a quella nordafricana, oltre all'apertura ai prodotti stranieri privi di garanzie, ad esempio come il Mercosur, un accordo di libero scambio tra Unione Europea e il Sud America. Prego, Carlo Salvan. Allora, oltre naturalmente ai dazi c'è anche una svalutazione del dollaro, di conseguenza dobbiamo calcolare che la merce comunque verrà a costare di più. Prego. Sì, questo è un altro degli aspetti che alle volte sfugge, però è sicuramente importante, perché il valore tra euro e dollaro va a influenzare anche la capacità di acquisto dopo dei rispettivi continenti, e in cui poi si inserisce anche la questione che si diceva prima del filmato dell'aspetto della prossima politica agricola comune, qualora si chiamasse ancora così, perché dobbiamo capire se ci sarà ancora o meno la PAC come l'abbiamo conosciuta. Qual è il concetto di fondo però? L'attenzione che si vuole dare o meno al settore primario, che non è più solo un settore rurale in quanto tale, ma è un settore che genera oggi nel nostro paese 4 milioni di occupati e quasi 700 miliardi di euro di prodotto interno lordo e 70 miliardi che vogliamo puntare nei prossimi anni a 100 di esportazione a livello globale. Quindi secondo me c'è innanzitutto da mettere al centro dell'attenzione delle nostre istituzioni comunitarie un ruolo che svolge la nostra agricoltura a 360 gradi nei confronti del Paese, quindi questo sarà uno degli aspetti che dovremo far capire meglio ai nostri burocrati di Bruxelles, perché delle volte sembra di parlare con delle persone estranee al nostro mondo, ma in realtà sono quelli che dovrebbero darci una mano ed un supporto. Le istituzioni comunitarie per noi sono fondamentali, siamo convintamente europeisti perché riteniamo, come ho detto prima, che le risposte a livello globale, come sono le sfide oggi di carattere globale, vadano date con uno strumento che abbiamo creato dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, che è l'Unione Europea. Per noi è un contenitore importantissimo, ma deve essere uno strumento e una leva da utilizzare per difendere il nostro prodotto nazionale, il nostro prodotto agricolo in questo caso, ma soprattutto per far valere la dignità anche dei nostri agricoltori, che sono spesso esposti non soltanto ad una concorrenza sleale, ma a quello che oggi per me e purtroppo per tanti miei colleghi è forse la preoccupazione maggiore, la capacità di produrre. Perché in mezzo a questo contesto non dobbiamo dimenticarci che l'agricoltore è esposto a tutta una serie di problemi, dal cambiamento climatico all'arrivo di specie aliene a epizozie di ogni tipo, che rendono sempre più difficile il nostro lavoro e fanno sì che quella marginalità e quella redditività delle nostre aziende venga sempre più compromessa. Dobbiamo ripartire da questo aspetto, consentire alle nostre imprese, che sono tante, molto piccole rispetto alla media globale, ma molto performanti in termini di valore e di lavoro per ettaro di superficie, e riconoscere questa specificità da parte dell'Unione Europea, che deve essere per noi un alleato e non un ostacolo. Grazie, ma Calvestro, c'è anche un abbandono dell'agricoltura da parte dei giovani, delle nuove generazioni. Questo potrebbe incidere ulteriormente alla fuga dall'agricoltura da parte delle prossime generazioni. Prego. Sicuramente servono politiche che guardino con attenzione ai giovani e che però devono guardare con attenzione, diciamo, all'economia del settore.
Finora le politiche europee, perché poi l'agricoltura è stata una delle prime politiche svolte a livello comunitario dal Trattato di Roma, dove aveva un peso all'interno del bilancio, nei primi anni si arrivava al 60-70%, ora con la proposta della Commissione siamo a un 15% dal 30% più o meno attuale. E quindi capiamo che effettivamente c'è poca attenzione rispetto al settore e c'è poca attenzione soprattutto alla capacità produttiva del settore, come si diceva un attimo fa. Si sono guardati in questi anni per certi aspetti correttamente le questioni di carattere ambientale, ma se non riesce a legare le questioni ambientali alla condizione produttiva è un fallimento, e lo stiamo vivendo nelle nostre aziende. E di questo naturalmente ne risentono anche i giovani agricoltori, che non trovando naturalmente una prospettiva economica di stabilità eccetera, magari rinunciano ad affrontare l'attività agricola. Ciononostante però dobbiamo registrarlo, perché sono appunto recenti di qualche giorno fa i numeri che ha dato la nostra regione per gli insediamenti di giovani agricoltori. In questa ultima programmazione, in questi ultimi anni, si sono insediati in agricoltura con gli aiuti della regione, quindi anche dell'Unione Europea, oltre 650 giovani in aziende magari di famiglia, qualcuno anche con aziende nuove, quindi c'è una propensione all'attività agricola, che comunque è diventata un'attività complessa, importante, dove è necessario mettere in gioco un livello alto di professionalità, dove servono capitali importanti, e quindi noi chiediamo una politica che guardi all'impresa, perché l'impresa possa investire, innovarsi e far fronte al futuro dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista dei capitali, dal punto di vista dell'innovazione delle produzioni. Soltanto così riusciremo a rimanere nel mercato e a far sì che i giovani investano nelle aziende. Ma l'Europa sta punendo l'agricoltura, perché non dà più tutti quei vantaggi che avevano una volta, quegli incrementi che sono necessari perché l'agricoltura salga di qualità e anche acquisti mercati. Prego. È un tema complesso, lo diceva prima il direttore Cavestro, la prima, unica e vera politica europea è la PAC. Nasce appunto il Trattato di Roma ed era un sistema che aiutava l'agricoltore e l'agricoltura ad affrontare quelle che erano le difficoltà del mercato. Quindi non era un contenitore di risorse, ovviamente lo è poi perché sulle strategie politiche doti le risorse, ed era una visione politica che aveva l'Europa rispetto agli Stati membri. Ora abbiamo subito, al di là delle decurtazioni che si sono succedute negli anni, abbiamo subito forse un impatto pregiudiziale rispetto a quello che è il ruolo dell'agricoltore, dell'agricoltura nel sistema economico ma anche nel sistema sociale. E forse questo dobbiamo fare anche un po' mea culpa, perché probabilmente noi come rappresentanti agricoli ci siamo sempre concentrati sul sostenere quanto era forte la sicurezza alimentare, la qualità che mettevamo a disposizione, però probabilmente non abbiamo anche curato quell'aspetto comunicativo rispetto a quella che era la centralità dell'agricoltura nel sistema civile e anche nel sistema ambientale. Cioè il paradosso è che oggi si pensa che l'agricoltura inquini, ma l'agricoltura nasce da un processo di fotosintesi clorofiliana che cattura la CO2 attraverso il sole, attraverso l'acqua produce, e quindi di fatto poi con l'economia circolare ridà alla terra quelle che sono le risorse che momentaneamente sottrae. Allora si doveva attuare un percorso virtuoso rispetto a come valorizzare meglio queste procedure, non mettere alla gogna quella che era l'agricoltore tacciandolo di inquinatore, quindi ponendogli tutta una serie di condizioni irraggiungibili che poi hanno portato fuori giri l'agricoltura stessa, tant'è che molte misure della precedente programmazione molti agricoltori rinunciavano a farle perché erano molto più dispendiose rispetto a quello che era il reale valore che ottenevano. E quindi va cambiato il paradigma, va cambiata la prospettiva. Se riteniamo che oggi
l'agricoltura non sia solo un elemento di produzione e di sicurezza alimentare, ma diventi centrale rispetto a quella che è la tenuta sociale, economica. Io vorrei, probabilmente oggi non abbiamo neanche il tempo, ma se voi andate a scorrere questi nostri 8 miliardi di euro che vanno negli Stati Uniti, voi vedrete che ci sono molti distretti rurali produttivi che poi attorno a questi sono sorte delle comunità, sono sorte delle economie, si insediano delle cittadinanze, dei giovani, delle famiglie, e quindi è chiaro che venendo meno anche questo, lo spopolamento delle aree rurali, la nostra Italia sostanzialmente la conosciamo, e quindi anche questo riguarda una prospettiva, una progettualità che non è solo una progettualità economica, diventa una progettualità sociale, ambientale ed economica, e deve passare per forza di cose attraverso la produttività agricola. Sicuramente condizionata al miglioramento, ma credo che su questo noi siamo, voglio dire, i primi della classe. Voi pensate alle riduzioni che abbiamo avuto in termini di utilizzo di agrofarmaci, di antibiotici, di spreco dell'acqua. L'acqua oggi viene contingentata, non a caso abbiamo voluto essere parte del governo di consorzi di bonifica, perché riteniamo che un governo in mano agli agricoltori sia propedeutico poi a trasferire anche un beneficio ai cittadini. Ecco. E quindi è venuta meno una progettualità politica. Poi ovviamente ci metti le risorse le metti anche in base a quelle che hai. È vero, abbiamo dovuto recuperare il REPowerEU, quindi questa decurtazione probabilmente andrà anche verso questa direzione, però viene meno un progetto, e quindi quando viene meno un progetto viene meno anche un sistema di tenuta. Grazie. Pasqualetti, Confapi come vede questo percorso in salita? Allora, Confapi raggruppa parecchie aziende dell'agroalimentare che esportano, non produttori comunque che esportano nell'agroalimentare. E ci siamo confrontati più volte su queste politiche e su queste situazioni che si sta creando. E anche nella contrattazione dei dazi non è solo una contrattazione di applicazione di un dazio su un prodotto, ma il confronto è molto più ampio. Per esempio il protezionismo dei prodotti americani che arrivano sul nostro territorio. L'Unione Europea ha messo molti vincoli sui prodotti americani che non sono di qualità come i nostri, tipo sulla carne sintetica, su queste cose qua. Allora, in un mercato globalizzato bisogna essere anche attenti, perché quando vai a mettere dei freni e delle barriere ai prodotti altrui, poi succede la stessa cosa. Ma non solo sull'esportazione dei prodotti agroalimentari, ma anche sulla produzione interna nostra. Cosa succede? Quando cerchiamo di proteggere troppo a fondo un prodotto, viene messo le regole sulla produzione di quel prodotto, dagli asparagi ai limoni. Le regole poi vanno rispettate da chi produce questa roba, che diventa burocrazia. Più lo proteggi e più ingabbi chi produce quella cosa. Quindi sono tutte dinamiche che bisogna stare molto attenti, perché poi si rivolgono contro, specialmente in un confronto di import-export, e quando blocchi i prodotti perché li ritieni dannosi alla salute, perché non sono buoni come i nostri, li blocchi, poi hai un effetto contrario. Questo. Certo. Allora, vediamo un secondo contributo e parleremo prevalentemente dell'accordo USA-von der Leyen.
La trattativa sui dazi, secondo Ursula von der Leyen, è stata un successo. Trump minacciava dazi al 30%, Ursula ha ottenuto il 15% sui prodotti europei, oltre all'impegno però dell'Europa per l'acquisto di armi americane per 700 miliardi e l'acquisto di energia fossile per altri 700. Precisiamo che se l'energia provenisse dalla Russia costerebbe solo 100 miliardi, cioè un settimo. Finito l'incontro, Trump ha pubblicamente affermato che chi non si sottomette in futuro sarà punito con dazi del 15 al 20% e infatti all'Inghilterra ha applicato il 10%, ma al 15% si somma comunque il precedente dazio del 5%, il che significa che il totale è del 20%. Ma non finisce qui, la merce prima di arrivare al consumatore in America passa almeno per 5 mani, quindi un prodotto che all'importazione costa $100 con i dazi passa a $500 e in questo senso per il consumatore finale costerà ben oltre il 15% in più. Per la Presidente della Commissione europea comunque va tutto bene perché di fatto solo la Germania sarà la meno penalizzata. In Europa non tutti i paesi temono il dollaro debole. Ci sono paesi come la Germania che sono in grado di reggere la svalutazione del biglietto verde perché ha prodotti di alta qualità e di conseguenza anche la loro quotazione sul mercato è alta, così come la richiesta è forte. In questo modo Berlino riesce a mantenere dei vantaggi non solo per l'esportazione dei propri prodotti, ma anche perché con un dollaro basso anche le armi che si dovranno acquistare da Washington costeranno meno, perché la von der Leyen ha una decisa volontà di riarmo anche perché la Germania rimane una grande produttrice. Quello che ha fatto la Presidente della Commissione europea è solo per favorire la Germania a spese però degli altri paesi della comunità. Perciò l'Italia dovrà trovare risorse economiche per queste spese che andranno a danno di pensioni, scuola, sanità, agricoltura. Ma il ponte di Messina si farà comunque perché è già stato inserito tra le opere indispensabili al riarmo, ma che in caso di guerra sarà il primo bersaglio dei droni avversari, con grande rammarico di Salvini che non potrà salvare il ponte se non sarà l'effetto Morandi a distruggerlo prima. Una ingenua telespettatrice nella scorsa trasmissione ci ha domandato: ma chi è allora il nostro vero nemico? Putin o Trump? Noi siamo i fedeli alleati dell'America, ma perché allora ci tratta come se fossimo nemici a cui far pagare i danni di guerra? Ma anche se fosse, cosa abbiamo fatto di male all'America? La politica americana allora è assimilabile a quella di un impero? Quella struttura che fa sì che una nazione possa impunemente sfruttare tutte le altre perché le considera assoggettate, consenzienti, tecnicamente incapaci di difendersi e non giustifica gli atti predatori imputabili a Trump. È come il buon pastore che difende le pecore dai lupi, ma poi le munge, le tosa, a Pasqua vende i loro agnellini e a fine vita le trasforma in bistecche e se le mangia. E poi si grida attenti al lupo. Allora perché Ursula von der Leyen non ha voluto cercare strade alternative per salvare l'esportazione europea, visto che anche Cina, India, Russia sono soggetti a dazi più pesanti e possono essere un mercato alternativo a quello statunitense? Il governo europeo rappresenta equamente gli stati di cui si compone e le loro necessità? Tale domanda vale per Ursula von der Leyen? Oppure sono lobby potenti che condizionano la politica e le donne che le gestiscono? A capire la politica della Presidente von der Leyen non ci è bastato il Covid. Così la politica ha creato una nuova figura, le Yes Women, quelle donne usate come apparentemente innocua lunga manus dell'industria tedesca che subdolamente operano con precisi interessi di parte a vantaggio di pochi e a danno di tutti. Ecco spiegato anche perché il Regno Unito se ne è uscito dalla Comunità Europea. Comunque l'obiettivo americano è
è quello di riportare le produzioni industriali e gli investimenti in America, avendo delocalizzato tale attività per quasi mezzo secolo in paesi costretti a sottostare allo sfruttamento della propria manodopera. Oggi Trump sta mettendo in atto quello che era stato un progetto di John Fitzgerald Kennedy: alternare la produzione industriale bellica, lo sviluppo di un mercato civile per il paese. L'attività di Kennedy fu interpretata come una posizione negativa che a distanza di 70 anni oggi non dà più fastidio. Allora l'inciampo, che conosciamo tutti, si chiamava Vietnam. Ciò non è stato diverso per il presidente Bill Clinton, che fu costretto a un intervento armato nella Jugoslavia sotto il ricatto del caso Monica Lewinsky. Pasqualetti, a lei un commento su questo argomento abbastanza ampio. Quelle che possono essere le visioni economiche dell'America, che anche dal servizio mette in contrasto se siamo alleati perché ci tratta in questa maniera Trump. Non penso che Trump abbia una visione economica o di sviluppo dell'America anche in base alla sua età. Secondo me tende più a fare cassa subito, momentaneamente, perché non può avere né una caratteristica né una visione economica di un'America a lungo termine fra 20 anni, perché le politiche messe così in atto hanno un riscontro dai 10 ai 20 anni. Lui deve incassare subito per mettere a posto i propri conti. Poi per quanto riguarda la von der Leyen, bene, io non penso che abbia una dinamicità da poter fare quello che vuole a livello europeo, nel sistema di governance europeo. La scelta, secondo me, che ha fatto è quella di prendere tempo. Gli dice: spendo 800 miliardi di armi, non le abbiamo neanche quei soldi. Quindi sono cose in prospettiva che equivalgono agli annunci che fa Trump, che dicevo prima, no? Quello che dici oggi, domani conta zero. Quindi queste trattative che ha fatto da una posizione molto più debole, perché chiunque di noi, se va a uno scontro con un altro soggetto, è nettamente inferiore fisicamente, economicamente, cosa fa? Cerca di stare attento, di non andare a uno scontro frontale perché verrebbe massacrato, e ribattere di rimessa. Questo penso che sia la politica della von der Leyen, dell'Europa, perché non si può attribuire solo a lei le scelte e la negoziazione che ha fatto con Trump, perché ognuno di noi conosce il sistema sia nelle nostre associazioni, sia nelle amministrazioni e sia anche a livello europeo. Non c'è nessuno che può decidere da solo. Infatti il negoziato va a premiare alcuni settori, sull'automotive della Germania, sull'agroalimentare più l'Italia, e quindi c'è stata una negoziazione su che linea tenere, non è che è una sprovveduta. No, sicuramente lei è un portavoce di lobby che sono interessate. Ecco, l'unica voce fuori dal coro dell'Europa, come ho detto l'altra settimana, è la Spagna, perché Sánchez, la prima uscita che ha fatto, non è andato da Trump, è andato da Xi Jinping, certo. Tanto per essere chiari. E questo dice molto. Passarini, a lei un commento
su questa politica come viene gestita dalla von der Leyen, perché chiaramente la von der Leyen non si inventa queste cose, manco le conosce. Ci sono delle lobby che studiano a fondo quelli sono effettivamente gli interessi pro e contro per quei settori dell'industria o del commercio o della finanza che ci devono guadagnare, e certamente non siamo noi. Prego. Sì, sicuramente. Oltre al fatto che come in un sistema democratico lei poi diventa portavoce di quello che è comunque un consenso a maggioranza, si presume, all'interno di decisioni, se non all'unanimità. Quindi per forza di cose all'interno delle discussioni comunitarie ci deve essere stata una sorta di, chiamiamola così, trattativa per proporre questo tipo di modello. Io temo che al di là probabilmente, come abbiamo sentito, anche delle butade che possono essere butade che poi fanno marcia indietro, io credo che tutto questo mini nei fondamenti della comunità europea. Cioè, quando noi assistiamo a governi come Orban, ai stessi sovranisti che abbiamo anche in Italia, ma se pensiamo alla Le Pen, e poi pensiamo ad un'Europa che è molto inerziale rispetto al conflitto russo-ucraino. Lo dicevamo prima, noi il conflitto russo-ucraino, al di là che uno Stato che invade un altro Stato è deplorevole, è condannabile e sempre avrà il mio stigma, ma ci sono stati momenti in cui si poteva anche raggiungere un accordo e lì l'Europa è stata assente. Fatto è che chi è uscito dall'Europa, quindi Brexit, che non è stato una passeggiata, l'Inghilterra ha subito particolarmente la Brexit, però oggi gode di un fronte più vantaggioso rispetto ad una trattativa personale. Beh, allora la mia paura è che noi stiamo andando verso un rischio di, e sono un europeista convinto, cioè io credo che l'Europa sia stata un elemento che ci ha dato forza, ci ha dato anche tanta condizionalità, tante regole, ma ci ha dato anche risorse, se penso al PNRR e tutto quanto. Poi per carità si può discutere risorse a debito, ma comunque le abbiamo ricevute. Ecco, io non vorrei, guardate, noi abbiamo un conflitto di un genocidio che sta avvenendo a poche migliaia di chilometri e l'Europa non ha professato una parola. Allora la domanda è, ma non è che poi arriveremo al punto in cui forse qualche sovranista aveva ragione, che sarebbe comunque deleterio? Ecco, io credo che oggi sia questo in discussione, sia il vero senso della comunità europea, che dovrebbe invece essere un sistema che prende una posizione proprio per quello che diceva prima anche il Presidente Salvini, cioè è un mercato importante. Io non credo che noi siamo andati alla trattativa con Trump da un punto di vista di sbilanciamento, perché noi siamo un mercato molto più potente dell'America, molto più performante e abbiamo anche possibilità di trattativa a largo spettro. Teniamo conto che noi siamo le sedi delle basi americane che proteggono quello che è tutto il sistema israeliano, il sistema dell'Occidente, quindi l'ordine mondiale probabilmente sta cambiando. Ora, se qualcuno asseconda un ordine mondiale diverso da quello che abbiamo potuto immaginare, penso che lo faccia, spero, all'interno di una concertazione condivisa e che abbia almeno un minimo di visione strategica, altrimenti c'è il rischio che qualcuno qua arriva, dà le carte, dà le condizioni e ci si assoggetta. Beh, scusatemi signori, allora quando noi parliamo di sovranità probabilmente dobbiamo anche cominciare a ragionare su cosa vuol dire la sovranità a queste condizioni. Certo. Cadestro, a lei un parere su questa gestione della politica internazionale? È un tema a cui io che ricade sul Veneto affrontare, però direi che insomma mi pare che emerga chiaro nei rapporti che abbiamo con il resto del mondo sui conflitti, adesso sui dazi, sull'economia eccetera, che l'Europa, pur restando diciamo un insieme di paesi economicamente evoluti, anche socialmente per ora evoluti, però non ha una strutturazione politica adeguata ai tempi. E questo è il problema di fondo. La von der Leyen è una rappresentante, non è
il presidente degli Stati Uniti europei, è un rappresentante di 27 paesi, ognuno dei quali ha una propria politica estera, una propria politica economica, una propria politica fiscale, eccetera, e anche una propria politica di interessi, e lo stanno dimostrando, Germania per prima, insomma, ma seguono poi tutti gli altri. Che ognuno ha i suoi interessi da difendere anche rispetto al proprio elettorato, perché i vari paesi sono continuamente in campagna elettorale, per cui ognuno vuole dare una risposta al proprio elettorato nazionale piuttosto che avere una visione complessiva delle relazioni internazionali. Però una cosa positiva che sta avvenendo in questi giorni è che di politica internazionale se ne parla molto, e questo, diciamo, debolezza politica dell'Europa emerge. Allora speriamo che qualcuno se ne accorga e si faccia qualcosa. Nel piccolo noi vediamo ad esempio che non riusciamo a far capire all'Unione Europea che il settore agricolo / agroalimentare è un settore strategico per la sicurezza alimentare. Punto. Certo. Grazie. Salva, a lei l'ultimo commento su questo caos politico, perché ci troviamo di fronte a una situazione precedentemente mai collaudata, quindi ci troviamo di fronte a una situazione che non si sa effettivamente, come diceva appunto Pasqualetti, quale sarà effettivamente la decisione finale che porterà a quali conseguenze. Prego. Sì, diciamo che la parola caos probabilmente è la parola giusta per inquadrare la situazione storica in cui ci stiamo muovendo oggi, però dalle situazioni di crisi di solito nascono anche le situazioni di opportunità, la maggior consapevolezza di un'Unione Europea diversa, la maggior consapevolezza anche di avere magari una politica militare diversa, perché prima si parlava in senso un po' fugace di questa famosa politica di riarmo e quindi di investimenti importanti in termini di armamenti. Forse potremmo declinarla in una misura, chiamiamola, più ragionevole, più intelligente, che è quella della difesa europea, che è un concetto che oggi purtroppo ancora sfugge o che non si vuole affrontare, ma che sarà inevitabile, perché come diceva prima il presidente di CIA, la vicenda ucraina, ma anche la vicenda palestinese a poca distanza da casa nostra, ci deve far riflettere sul fatto che abbiamo bisogno di integrare i nostri sistemi di difesa militari, non per combattere qualcuno, ma per creare quella, chiamiamola, situazione di sicurezza internazionale, e soprattutto di utilizzare quegli strumenti di diritto internazionale che la seconda guerra mondiale ha creato, vedi la NATO, vedi anche l'ONU, l'Unione Europea stessa. Non dimentichiamoci che è lo strumento istituzionale democratico più importante sul pianeta, perché ha dato 80 anni di pace ad un territorio che per secoli si è combattuto reciprocamente, quindi non dimentichiamo insomma da dove arriviamo, e io che posso essere stato uno di quei giovani che ha goduto della fase come dire, di progresso e di benessere che chi è venuto prima di me ha creato negli decenni precedenti. Dobbiamo fare in modo che questa situazione diventi un trampolino di opportunità, chiamiamola anche di speranza, perché non va male neanche citare questa bellissima parola, ma soprattutto di concretezza nell'avere un sentimento e una consapevolezza di carattere politico anche da parte nostra come settore economico diversa rispetto a quelle che sono istituzioni per noi fondamentali. Non serve solo sparare verso l'istituzione, verso chi li rappresenta oggi, ma dobbiamo fare in modo che anche quegli interessi nazionali, come il nostro italiano dell'agroalimentare o quello che può essere l'agroalimentare di chi trasforma il nostro prodotto come rappresenta Confapi, venga adeguatamente portato all'attenzione da parte dei nostri rappresentanti in Parlamento europeo, dei nostri rappresentanti in Commissione, dal nostro governo in Consiglio europeo, che è la triade che fa parte delle istituzioni comunitarie, e si possa trovare quella sintesi necessaria su 27 economie diverse, 27 agricolture diverse e via di conseguenza. È uno sforzo importantissimo, ma è uno sforzo necessario che possiamo fare soltanto attraverso i nostri uomini e donne migliori che abbiamo a disposizione sui territori, e senza fare necessariamente le guerre di barricata, che sono purtroppo soltanto guerre sanguinose senza possibilità di successo. Ma oggi dobbiamo giocare su una partita, su un piano internazionale molto scivoloso, molto fluido, molto basato sull'annuncio, come si diceva prima, ma che non possiamo far dimenticare che invece va data una risposta concreta a chi è in campagna, a chi è in fabbrica, a chi è a casa magari con un'esigenza di carattere sociale, a chi è in difficoltà e di carattere economico, e che si attende una risposta da parte nostra come organizzazione sindacale, come istituzione eccetera, fondamentale su questo profilo.
Usiamo le istituzioni, facciamo in modo che siano performanti, ma facciamo in modo anche che possano godere del nostro contributo, perché oggi si gioca una partita veramente importante che determinerà anche quello che può essere il futuro delle prossime generazioni. Penso ad esempio ai 2 figli che ho a casa e che mi chiedo quale Europa troveranno loro da qua a qualche decennio, un'Europa costruttiva o un'Europa demolita. Oggi ci stiamo giocando questa partita, dobbiamo farla tutti bene la nostra parte. Grazie a tutti voi per aver approfondito questo tema, perché credo che molti dei nostri telespettatori si domandino che cosa sarà questo futuro. Voi avete dato delle indicazioni che sono fondamentali, adesso starà alla politica gestire questo percorso che sicuramente, anzi speriamo che sia positivo per noi, ma anche per gli altri, perché quando è troppo positivo per uno poi finiscono a botte e a guerre. Grazie di tutto. Certo, grazie ai nostri ospiti che sono stati appunto con noi qua in studio. Ricordiamo ai telespettatori che i rappresentanti del settore primario sono le sentinelle, i custodi del territorio, e oggi più che mai in questo momento storico in cui viviamo un clima estremamente bizzarro, rappresentano un elemento importantissimo, e per questo il vostro lavoro va tutelato e sostenuto, perché senza il controllo del territorio, la manutenzione e quant'altro, chiaramente si andrà incontro sempre di più ai problemi che abbiamo già vissuto in questi ultimi anni. Ricordo con noi sono stati Carlo Salvana, presidente di Coldiretti Veneto, grazie per essere stato con noi, grazie al direttore Renzo Cavestro, direttore di Confagricoltura Veneto, grazie al presidente Gianmichele Passarini, presidente di CIA Veneto, e grazie a Franco Pasqualetti, vicepresidente di Confapi Padova. Grazie per essere stati con noi. Invece per i nostri telespettatori adesso abbiamo il nostro spazio per la pubblicità, e poi torniamo però e torneremo indietro di ben 1700 anni, torneremo al 325 d.C. perché parleremo del concilio di Nicea e vi spiegheremo appunto cosa è stato e che cosa ha rappresentato. A tra poco.